Avrebbe avuto ramificazioni anche in Veneto la cosca Farao Marincola, una delle più potenti della Calabria, sulle cui attività criminali si sono concentrate le indagini dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Crotone. L'operazione, denominata Stige contro l''ndrangheta, ha portato a 169 arresti in corso di esecuzione dalle prime ore di stamane in diverse regioni italiane e in Germania. Le indagini hanno portato alla luce infiltrazioni mafiose in diversi settori economici ed imprenditoriali, sia in Italia che all'estero, circostanza che ha consentito alla cosca di strutturarsi come una vera e propria holding criminale capace di gestire affari per milioni di euro. Gli arresti riguardano presunti affiliati e favoreggiatori dell''ndrangheta in Italia e oltre confini in Germania appunto. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati beni ritenuti riconducibili alla cosca calabra per oltre 50 milioni di euro. Si tratta di patrimoni, spiegano gli investigatori, accumulati illecitamente nel corso degli anni.